Buon pomeriggio ragazzi, oggi è il 20 agosto del 1407, c'è una leggera brezza che soffia sul mare, fa abbastanza caldo ma non troppo e l'estate è stata abbastanza generosa con i raccolti. Ma andiamo più nel dettaglio a vedere come stanno i nostri regnanti. Oh oh, oh 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 oh. Che cosa vedo qua? Una bella crociata. Ragazzi, marca malissimo, malissimo marca. Tra l'altro, guardate qua. Allora, noi stiamo combattendo, la stiamo anche vincendo questa, ma c'è questo esercito qui di Lincoln, direttamente dalle Americhe. Anche da là sono partiti. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, che disastro. Vedremo come andrà. Allora, i nostri alleati intanto e anche... ehm, come si dice, sostenitori della causa si stanno radunando, però non so se basteranno, perché guardate ragazzi quante armate stanno spammando nei nostri territori, un'altra da 15 qua, una da 10, qui ce n'è una da 20k, qui da un'altra da 20, qui un'altra da 7, ragazzi è un disastro, è un disastro. Ora, vabbè, vediamo cosa ci attende in questo gameplay normale, normalissimo, no? Andiamo a vedere intanto come ci vedono gli altri. Direi che non ci vogliono tanto bene. Abbiamo comunque un'Europa abbastanza rossa nei nostri confronti. Gli islamici ci vogliono un po' meglio, ma qui addirittura rosso che sono i nostri territori. Simpaticissimo questo regnante qua perché sarà sicuramente ortodosso, infatti. Va bene, dai. Allora, andiamo avanti e incrociamo le dita. Malvenuti ragazzi su questo canale. Ecco qua, una bella sconfitta, non so dove ci hanno sconfitto, ma forse non è neanche la mia. Tra l'altro potete vedere, siamo praticamente in 2 contro 5. Vabbè. Eccolo qua. Qua è la nostra prossima sconfitta. No, incredibile ragazzi, l'abbiamo vinta. Non ci credo. Come ho fatto a vincerla? Non lo so. Non lo so ragazzi. Qui intanto che cosa sta andando? Sta uscendo. Ragazzi, incredibile, abbiamo vinta. Abbiamo catturato anche un vescovo. Allora, fatemi vedere una cosa. Intanto c'è un esercito da 14 che ci vuole fare la pelle. Uniamo le armate e mettiamoci a riposo. Fatemi vedere una cosa. Come mai solo 19? No, io vorrei qualcosa di un po' più. Allora, comandante Dala. Comandante Dala. Ah no, ok, va bene. Allora l'avevo fatto giusto l'esercito. Tra l'altro, ragazzi, ci stanno scoppiando fazioni in faccia. Cioè, non godo più del supporto dei miei alleati. Attenzione, un'altra guerra. Abbiamo il vantaggio però della fanteria. Cioè dell'attraversamento, scusate. Vediamo come andrà a finire, ma questi mi sa che sono belli grossi. Arriva un'unità da 4000 che ci può dare sostegno. Allora, ho ereditato un territorio dal mio sceiccato, male, malissimo. Cioè dal mio zio, scusate. Qua le prendiamo di santa ragione. Wow, ma no, sta per entrare un'altra da 20. Vabbè. Questa, ragazzi, non potevo vincerla neanche se avessi voluto. Adesso vediamo di formare anche noi un mega esercito con i nostri alleati, perché, ragazzi, qua intanto hanno già preso una città. Costantinopoli è sotto assedio. Insomma, qua... Allora, diciamo che da questo lato siamo messi abbastanza bene. È l'altro lato che mi preoccupa. Attenzione, vedo uno spostamento di truppe enorme. Eccolo qua. 23.000. Wow, ragazzi. Qui 28 addirittura. Non va bene. Non va bene. Spostiamoci di qua. Andiamo manforte. Vediamo cosa riusciamo a fare, ma... Veramente tosta, ragazzi. Qua 57.000, ragazzi. Ai ai ai. Ai ai ai. Io non ho altri alleati a cui chiedere. Fatemi vedere relazioni rivali. No. Ai ai ai.
come finisce male. Allora, attenzione. Andiamo in soccorso dei nostri. Ai ai ai, arrivano anche alle spalle. Vabbè ragazzi, facciamo quello che riusciamo. Cioè, cosa dobbiamo fare? A questo punto, no. Ecco, un'altra geniale idea che ho avuto. Attenzione. Vabbè. No ragazzi, sono troppi. Guardate, 21.000. Mamma mia, 15.000 ancora. Quante risorse hanno loro? Non pensavo così tante, devo essere onesto. Sconfitti ancora. Allora, la guerra in realtà qua stiamo andando anche bene. Il problema è se offro la pace, cioè se io mi arrendo, allora la crociata prenderà tutte le terre nel titolo preso di mira, detenuto dal sultano Sashi. Cosa vuol dire questo? Io ho paura. Ho paura di dover cedere un territorio immenso. Ragazzi, però, dove sta il mio esercito? Ok, qua. Ragazzi, dovete entrare qua e difenderlo, però, se non entrate qui, è vero che sono così tanti loro che abbiamo perso un'altra. Allora, mettiamoci qua. Dobbiamo farci attaccare sulle montagne, perché è l'unica. Attenzione, aspetta. Qui vedo che ci sarà un attacco. Allora, vediamo cerchiamo di capire cosa sta succedendo. E io potrei permettermi anche mamma mia ragazzi, 120. Ah no, sulla 12.000, ok, 23.000, 27, mamma mia. Potrei permettermi anche dei mercenari, però insomma. Dai ragazzi, facciamo una vittoria, forza. Dai. Facciamoli entrare, che abbiamo un più 100%. Che macello. Allora, fatemi vedere una cosa. Allora, prigionieri, abbiamo parecchi prigionieri. Lui è ok, fa parte di Bisanzio, è un bizantino. Allora, tu caro mio, ti vorrei far fuori, però adesso vediamo. Abbiamo un conte, un vescovo e il bey che è il mio. Allora, ok, non posso farlo, va bene, niente. Ragazzi, ci ha rotto le uova nel paniere questo attacco. Bene, guardate qua, perfetto. Questo l'abbiamo portato a casa. Ok, abbiamo le unità che insomma c'hanno un po' la pezza. Qui pianure. Qua c'è un 16.000 che è pronto a attaccare. Allora andiamo avanti. E questo dovremmo riuscire a vincerla. È ovvio che abbiamo tante cose sotto assedio adesso, però va bene. Però se ce la giochiamo bene. Si sono no, ok, c'è qui un attacco. Dovremmo riuscire, ok, a intervenire, perfetto. Ok, allora, sì, mi stava ingraziando il capo delle spie. Scriviamo un messaggio ben scritto, ma in realtà non c'è molto da ingraziarselo. I nostri Emirato e Contea di Zelanda. Ai ai. Ma sono arrivati prima loro, quindi in difesa. Porca miseria. No, noi abbiamo la difesa. Ragazzi, è un macello. È un macello. Ah, l'abbiamo vinta. Ok, giusto. 32.000. Wow. No, ragazzi, ho bisogno. Loro hanno ancora delle truppe. Se me le portassero. Siamo anche in ultra difesa, quindi qualcosa possiamo fare. Tanto la mia percentuale è passata a 0. No. Vabbè. Vediamo qua. Dai delle truppe che ci servono. Qua intanto la stiamo vincendo, ragazzi, guardate. La montagna. Mamma mia, 45.000, ragazzi. Ma sti rinforzi arrivano o no?
Addirittura gli elefanti, ragazzi, wow. Dobbiamo vincere. Vabbè. No, non ce la facciamo. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Stanno entrando da tutte le parti. Stanno entrando da tutte le parti i nemici, ragazzi. Questo cosa cacchio fa? Pazzo questo, cosa fa? Da solo. Un pazzo. Io devo vedere il mio esercito, dove è finito. Allora, lui sarebbe un ottimo capo quadi. Apiurek è preoccupato per il popolo, scusate, che è il popolo del nostro regno manchi, giusto aver detto, perché non ha ancora scelto un capo quadi. Ah, perché è il nostro è morto, ok. Cortigiano. Ok, quindi vuole che lui diventi capo quadi. Vabbè, un 13, giusto, pagato, va bene. Va bene, diventerà lui capo quadi. Dove sono le mie armate? Oh, eccole qui. Si stanno ritirando alla grande. Un'altra sconfitta per il nostro... Wow. Sono veramente grossi, ragazzi, loro. Ma veramente. Altra sconfitta archiviata. Allora, vediamo cosa ci dice. Una pace bianca. Una pace bianca. Rifiuto. La rifiuto. Per ora la rifiutiamo. Mamma mia, che devastazione. Che ci rimarrà, ragazzi. Forse qua la batosta ce l'ha andata. Potrebbe finire male questo gameplay. Ah, dobbiamo andare qui. Dobbiamo andare qui, ragazzi. Tutti qua. Tutti qua. Dobbiamo vincerla questa, raga. Dai, dai, dai. Dovremmo vincerla, se non arrivano altri eserciti grossi. Guardate che devastazione, madonna. Bene, una l'abbiamo vinta. Dovremmo vincere. Come sconfitta? Ah, vabbè, sarà da qualche altra parte. Ok, perfetto. Bene. Devo andare subito ad aiutare questi, poi, Dai, ragazzi, eccoli che entrano. Eccoli. 30.000 loro, ragazzi, attenzione, attenzione al numero. Noi siamo ancora lontanissimi, però dovremmo farcela in tempo. Attenzione. Ok, perfetto. Attenzione. Mamma mia, che numeri, ragazzi. 49.000 contro 44.000 praticamente. E stiamo anche arrivando noi. Qui li abbiamo intercettati. Ok, è una battaglia stupida. Ah, attenzione, attenzione. No, ci hanno fregato questi perché potevamo entrare a aiutarli, no. Ai ai ai. Abbiamo vinto, ma era una battaglia stupida. Allora, vediamo. Vediamo qua di entrare. Allora, dobbiamo rimanere qua. Qua sono usciti questi. Allora. Sì, interveniamo anche noi. E comunque abbiamo il più 100%, quindi... Ok.
Queste sono montagne, queste sono colline. Andiamo qua dove c'è il collinare allora. Vediamo, vediamo. Aspettate, 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 perché qua abbiamo un 10.000. Sulle pianure però, dai, vabbè. Sulle pianure va bene. Allora. Ci attaccano. Niente. Ok, scontro. Va bene. Dovremmo vincerlo questo scontro qua. Però qui ne sono 12 che stanno arrivando. Madonna, ragazzi, che casino, che casino. Gameplay veramente tosto, eh. Allora. Allora, vuole usare... Ah, lui come comandante. Va bene. Qui per ora la stiamo vincendo. Attenzione, questi sono i tali nella tua resa. No, mi rifiuto. Mi rifiuto di arrendermi. Allora, ragazzi, dovremmo... che noi siamo... Porca miseria, siamo... Abbiamo il fiume contro. Ma 32.000 arrivano. Ma i nostri dove sono? Le nostre armate? 3.000. Non ne abbiamo più grosse. No, non ne abbiamo più grosse. Ma ragazzi, 50.000. 50.000, guarda qua. Potrebbe essere... potrebbe essere l'ultima... Però qua comunque ci abbiamo ancora un po' di truppe. Dobbiamo solo... No, basta. Basta fare su di lui, che mi ci vuole già abbastanza bene. Andiamo su di lui, che però non ci vuole... No. Niente, allora continuiamo così. Ragazzi. Perché, allora, alla fine loro sono molto potenti, ma sono... Dovremmo riuscire a prendere piccoli gruppi. È che... Faccio continuamente brutte figure. Se noi riuscissimo a muoverci tutti assieme... Vediamo qua. Tipo adesso qua ci siamo... Esatto, loro sono fermati. Dai ragazzi, tutti dentro qua. Adesso qui com'è la situazione, no? Queste pianure. Ok, bene. Dobbiamo arroccarci sulle montagne, ragazzi, perché sulle montagne... Abbiamo possibilità di salvarci. Dai, allora, ci sono questi qua da 28 e dovete entrare, dovete raggiungerci. Dovete raggiungerci. Esatto, bene, bene. Dai, 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 tutti dentro. Ok. Questi da 15. Dai, se torna... Allora, questi da 4.000, eccetera. Dovete tornare qua. Dovete venire qui, non tornare, venire qui. Qua intanto... 13.000. Adesso ce la stiamo giocando. Dove vanno questi? No. Allora. Non so cosa sia successo. Non l'ho letto, ma non l'ho letto, ragazzi. Perché, boh, c'era un'opportunità, ma non so cosa sia. Ma qua. La crociata è persa, ragazzi. Cioè, la battaglia qua è persa. Questi, boh, non so cosa stanno facendo. Finisce male, ragazzi. Finisce male. Finisce male. Però non sono tanti loro, comunque 14.000. Ma finisce male.
Questo qui che è da solo. Serve da attaccare. Ragazzi, spostiamoci qua. Spostiamoci qua. Vediamo se loro ci seguono o no. Anche io prendo anche i mercenari, ma poi mi va a zero. Poi devo dare un sacco di soldi. Adesso stanno arrivando verso di noi. Attenzione. Allora, aspettate, aspettate, rimanete qua. Ok, bravi. Allora, ok, concentriamo tutte le nostre forze, ragazzi. Dobbiamo vincerla. Cioè, almeno questa dobbiamo vincerla. Da dove arrivano che non li vedo? Non riesco a capire da dove arrivino. Vabbè, spostiamoci. Andiamo qua a colpire qui, ragazzi. Ecco, se ne stanno andando, però. Allora. Ok, vedete che... però ci sono questi qua da 24 qui, Mettiamoci qua. È andata. Sono stato sconfitto. Mamma mia, ragazzi. Ai ai ai. Ai ai ai. Abbiamo perso dei territori ottimi per noi, ragazzi. Mamma mia, che devasto. Ci rimane la guerra contro il Basileus, però. Mamma mia, ragazzi. Chi sono questi? Non posso neanche fargli guerra, immagino. Mamma mia. Mamma mia, che devasto, ragazzi. Che devasto. Mettiamo... No, non mia moglie. Mettiamo lui. Mettiamo mio zio paterno. Mamma mia, che devasto, ragazzi. Fatemi vedere quante truppe mi sono rimaste. Mamma mia. Le crociate sono sempre crociate, ragazzi. O le vinci o le perdi. Allora, qui ho un po' di prigionieri, però, Addio. Sono un bel problemino. Adesso io non so se sto combattendo questa o è qualche altra guerra. Sì, allora recuperiamo un po' di quello che è nostro, perlomeno. Allora, io ho 2000. Tiriamo giù e tiriamo su tutte queste, che sono un po', si sono riformate praticamente, quindi le riportiamo qua. Wow. Che batosta, ragazzi. Allora, mettiamo lei come capitale. Cioè, obiettivo della corona. Mamma mia. Che batosta. Ragazzi, succede questo. Nelle Iron Man succede anche questo. Ottiene il tratto depresso, te credo. Attenzione. Attenzione. Allora, andiamo a prendere dei mercenari. Questi costano 360. Solo sono 12.000. Sono 15.000 uomini. Buono. Questi 300. Questi 15.000 costano ancora di meno. Allora, soldiamo questi. Facciamo un po' a riprendere perché il morale loro è bassissimo.
Ok, c'è lo scontro. Quanto hanno di morale? 8.4. Vediamo. Sicuramente un po' di rinforzi me li becco prima che arrivi. Ah, è finita con un nulla di fatto. Ah, appena, tra l'altro appena... Ah, ragazzi. Allora, ho appena speso una valanga per prendere... Maledetto. Di questo di one. No, ok, va bene. Maledetto. Ah, posso neanche attaccare niente. Sempre di questo signore qua. Ah. Attenzione, questo si è liberato. Allora, aspettate. Ok, no, non mi conviene. Allora, vediamo. Io potrei fare l'invasione della traccia. Devo dire il consiglio vota. Cosa è successo, ragazzi? Ho perso potere al consiglio? Sovrano, sovrano, limitata, sovrano, sovrano, sovrano. Scusa, io voglio attaccare loro, non mi lasciano. No, non mi lasciano. Allora cambiamo. Semplicissimo. Cambiamo il consiglio a questo punto, però. Ragazzi, è un casino. È un casino. E che io volevo sfruttare questi 13k che ho fatto fuori, cioè che ho tirato su. Allora. Non mi lascia. Non mi lascia. Eccoli. Perfetto. Ecco, so dove usarli. Intanto possiamo fare una tecnologia, va bene, andiamo su costruzione. Eccola qua la rivolta. E noi andiamo a sedarla allora a questo punto. Questi credo che siano delle Rutinius che sono rimaste. Andiamo qua. Capo delle spie. Ah. Allora mettiamo un po' bassino come capo delle spie. No, mettiamo lui. E tra l'altro se io adesso decidessi di dichiarare guerra avrei un voto in più. No. Ma figurati. Ragazzi, la crociata ci ha proprio rotto le uova nel paniere. Abbiamo ancora 43 anni di gioco, non sono molti. Mi sono perso chi è nata. Ah, mia figlia, va bene.
Andiamo qui. Far fuori la rivolta. Allora il BA quanto mi paga? 70. 25, 70 pezzi. E chi è costui? Me lo fai vedere? Ok, di chi è? Qua, il conte di... Wow, si è creata questa... Questa non c'era prima. Vabbè. Adesso dai, entriamo dentro, li sfondiamo. Ok. Facciamo così la guerra. Vabbè, hanno ancora 5.000. Andiamo a farli fuori. E noi usiamo questi mercenari. Wow, 124, tantino, tantinello. Allora andiamo qua e ci prendiamo subito questo luogo. Allora facciamo che... Allora aspettate. Allora il conte qua. Via, lo liberiamo. Allora, non credo interessi farmi il male, ma la critica mi ha ferito più del necessario. Allora, vediamo. Io sono goloso, crudele, quindi occhio per occhio. Bene, abbiamo liberato costui. Fatemi vedere una cosa. Posso assaltarlo subito questo castello? Non mi fa vedere. Ok, qua. Ah, ok, no, ci vuole un po' di tempo. Sicuramente devo prendere... bilancio in perdita. Sì. Allora, vediamo se riesco a integrare un po' di fondi. Un vescovo. Vendiamo il vescovo. Tu, 10 pezzi. Vendiamoli. Così rimettiamo un po' di soldi. Adesso qua devasta. Allora andiamo a far fuori l'esercito, va. Che comunque dovrebbe rimanermi. Beh, almeno l'abbiamo usato. Poi useremo il nostro esercito che sono 2000 uomini, ci sta. Perfetto. Allora, adesso andiamo a tirare giù queste. Andiamo sui vassalli e il nostro esercito. Ok, lo raduniamo tutto qua. Idem lui. Ah, un disastro, ragazzi. Disastro. Allora, il mio vassallo, un ottimo capoquadri, va bene. Bene, abbiamo fatto una vittoria, non so dove, però bene, ok. Andiamo subito a aiutarli. Allora, fatemi vedere, questa dovrebbe essere l'armata più grossa. Ah. Ok, questa dovremmo vincerla. Perfetto. Perfetto, l'abbiamo vinta. Ok, terminiamola qua. Offri la pace, imponi richieste. Ok, perfetto.
Almeno questa l'abbiamo vinta. Tiriamo giù tutto. Ah, ragazzi, che disastro. Abbiamo 6.000 truppe. Quando potremo attaccare questo qua? Quando non sono in bancarotta. Allora mi sa che devo aspettare ancora un po'. No, dai, ne prendiamo un po' di soldi, ne prendiamo. Tanto ho imprigionato un po' di gente. Vediamo se... eccola qua. Allora, fatemi vedere. Il Bey di Ankara. Il mio consiglio non vuole. 145 pezzi d'oro. Allora io direi che lui, visto che ha anche una buona opinione di me, lo lasciamo andare. Il Bey di Castamon, anche lui, direi che lo possiamo lasciare andare. Bene, sono tornato in attivo quello in bilancio. Guadagniamo comunque tanto, Guadagniamo comunque tanto. Il problema è che devo recuperare queste coste qui. Allora, gli dichiara guerra. Devo avere una pietà di 1000. È presto detto. Andiamo a prenderci la pietà di 1000. Solo Allah mi può, ragazzi, mi può... tratto paranoico. Solo Allah mi può aiutare in questo caso. Perché, ragazzi, io l'invasione della Tracia la faccio, la recupero. Però ho bisogno di tempo. Intanto vediamo qua. Lui, il Bey di Harmonium, mi può dare 70 pezzi. Sì, lo liberiamo. Che è solo meno 11, va bene. Ok, fatemi vedere. Infatti è passato a 30. Ok. Poi fatemi vedere. Lui per esempio assolutamente no. Ma non posso farlo fuori. Lui volendo lo potrei fare. Ok, chi è lui? È anche casto. 0,5. Vabbè, è uno scarsone questo. Ma che ruolo ha, scusate? Nessuno. Quanto? 10 pezzi. Ma sì, dai. E fatemi vedere. Il principe di Karaman. Non mi fa riscattare il prigioniero? Come mai? Ok, adesso sì. 10 pezzi. 64 anni. Ma sì, guarda, piuttosto tanto morirà adesso. Mi interessa. Meno guadagno 10. Guadagno 10. Ragazzi, va bene, dai. Allora, vedremo nella prossima puntata come andrà, ragazzi. La nostra la crociata è andata male. Purtroppo abbiamo perso tanti territori. Abbiamo perso la possibilità di invadere questa zona qui. E niente, vedremo al prossimo episodio se riusciremo a vendicarci. Allah è con noi. Dovremmo solo salire di pietà. Ci impiegheremo molto, perché, ragazzi, vabbè, vedremo con le varie missioni se riusciremo a fare qualcosa. Intanto reclutiamo un medico. Vediamo, Vediamo se riesco. Prenditi. No. C'è qualcosa che ci consente. Espelli la comunità ebraica. Non però guadagno tanto di oro. Vabbè, lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi, state bene, ci vediamo al prossimo, Bella tosta sta partita.